Io volevo solo darmi il mio contributo, che è più una curiosità che una notizia scientifica. Siccome mi diletto di studiare un po' di storia, quando ho cominciato a leggere di agricoltura, ho scoperto che 10.000 anni fa in Messico le pannocchie di mais erano alte 1,5 centimetri, e poi per selezione naturale gli agricoltori sceglievano solo le più grandi, perché piantavano solo quelle, e si è arrivati nell'arco di decine di migliaia di anni ad avere la nostra pannocchia. E il grano, ho scoperto, spontaneamente, quando arrivava a maturazione, veniva espulso dalla capsula e proiettato intorno, perché così la semina si faceva un po' in automatico. E gli uomini hanno raccolto solo le varietà che invece, perché erano mutanti, non esplodevano, e pian pianino il grano è diventato come lo conosciamo noi oggi, che in realtà è una varietà non originale, ma una mutazione genetica che l'uomo ha saputo utilizzare a proprio vantaggio. Come dire che la biotecnologia adattata alle piante può essere anche un processo naturale e assolutamente compatibile con l'ambiente. Non c'è bisogno di andare a interferire troppo con la natura, basta saperla educare. E adesso io direi che potremmo parlare un attimo col dottor Gaetti. Immagino già di cosa ci parlerà, perché non è la prima volta che lo ascolto, ma sono sicuro che ci diletterà come al solito. Da uscire. Gianni? Sì. Esci con lei quello. Gaetti da sopra? Sì, quello lì, sì. Grazie. Io sono Gaetti, sono un patologo e lavoro a Mantova. Due battute prima di cominciare, sarò molto svelto per riprendere quello che ha detto il professor Lamino. Io faccio molte autopsie e sono una cosa che mi piace più fare, e a Mantova abbiamo un grossissimo problema di inquinamento. Andate sul sito dell'ASA di Mantova, il sito ufficiale, potrete vedere come a Mantova abbiamo il doppio di bambini malformati, 420 ogni bambino in 10 alla nascita, e io, lavorando in un ospedale di provincia, non ho grandi pubblicazioni, ma ho proprio alcune pubblicazioni proprio su questi bambini malformati, con malformazione proprio sul problema, sulla maturazione sessuale. Ho un caso, descritto pochi casi al mondo, in cui c'è un bambino maschio, perché ha cariotipo maschile, in cui c'è la vulva, la vagina, l'utero, attaccate le due tube e ci sono i testicoli, proprio per questo tipo di situazioni. L'altra battuta che voglio dire è che siamo talmente inquinati che praticamente si sta discutendo se l'uomo possa essere cremato o meno, perché nella cremazione buttiamo nei fumi veramente il peggio di noi. E questo per dire a cosa siamo arrivati. Allora io dico, riprenderò alcuni concetti piuttosto rapidamente, nel senso che purtroppo tutti noi siamo soggettati a questo prodotto interno lordo, che praticamente ci dicono che è uguale al nostro benessere e quindi conta tutti i passaggi di denaro. Abbiamo visto che col denaro si possono comprare sì molte merci, ma queste merci non sono buone e quindi non sono beni. E praticamente il prodotto interno lordo, come potete leggere, non conta invece delle cose estremamente interessanti come il tempo libero, come per esempio il lavoro delle casalinghe, il lavoro del volontariato, come per esempio non faccia differenza fra la qualità e la quantità, quindi un chilo di pane corrisponde a un pacchetto di sigarette, come l'inquinamento e la criminalità, cioè due fattori negativi, siccome generano passaggi di denaro, fanno sì che il PIL aumenti. Quindi qui non è sinonimo PIL, quindi crescita e benessere sociale. Abbiamo visto che ci possono essere anche altri sistemi di misura, è stato già accennato all'impronta ecologica. Interessante, vi consiglio leggere la felicità nazionale lorda, cioè questo sistema di questo piccolo paese del Bhutan che sta facendo scolare il mondo. Ecco la differenza fondamentale, la filosofia della decrescita. Quello che abbiamo visto e che ha appena spiegato anche il professor Tamino dice due cose importanti. La prima è che questo sistema crea una
delle ingiustizie sociali e delle diseguaglianze. Molte guerre che si stanno sviluppando le facciamo proprio per l'energia, per andare a prendere degli alimenti in situazioni diverse. Parlavo con mio figlio e dicevo anche la proprietà del terreno, no? Che per noi è una cosa consolidata, mentre per esempio gli Idos dell'Amazzonia, la Patagonia è stata venduta all'inizio del secolo scorso e quindi adesso se la sono comprati i Benetton. Cioè queste persone che vivono e considerano il terreno proprio gli viene espropriato per i nostri vantaggi, e quindi questo crea allarme sociale e sarà sempre di più. E poi anche la crisi bioeconomica, si capisce che consumare 75 milioni di barili al giorno sine die non sarà più possibile. Vi ho spiegato che noi viviamo questo perché lo dobbiamo alla natura, ai nostri figli e alla nostra salute. C'è un passaggio in più dello sviluppo sostenibile alla decrescita. La decrescita è proprio si verifica quando si vive al meglio e si deve consumare di meno. E mi piace sempre qui fare l'esempio, no? Delle bottiglie di plastica, che queste fanno male. Lo sviluppo sostenibile adesso ce le rifilano in ambito di mais, mentre l'ideale è proprio quello di non consumarle. E questo atteggiamento mentale diventa il fulcro cruciale del mio ragionamento, perché questo non passa attraverso un qualcosa che cade dall'alto, ma deve crescere per l'appunto in ognuno di noi, e producendo degli anticorpi contro una pubblicità che ci devasta mentalmente e di cui noi non abbiamo una capacità di sintesi, di controllo. Questa diapositiva ha un anno di vita, e quando preparavo questa diapositiva era il periodo in cui l'antitrust ha condannato quella ditta che produceva i braccialetti dell'equilibrio al prezzo di 39 e 49 euro, e ho detto, beh, insomma, no, ne sono stati venduti 300.000 in Italia. Infatti è stata combinata una pena di 300.000 euro. Quindi capite come la pubblicità sia devastante, come il credito, e quindi compriamo le automobili, i frigoriferi, tutti col credito, e alla fine abbiamo visto la bolla finanziaria. Ecco il famoso circolo virtuoso dei punti, di tutte le R. Infatti sono le 8 R, ma ce ne sono anche di più, certi libri ce ne vengono anche 12. Quindi non stiamo a entrare nei vari punti, però capite che molti di questi verbi sono stati precedentemente analizzati. Ecco, la decrescita di destra o di sinistra, perché poi praticamente farò un'analisi anche un po' politica, e non è nessuno dei due, no? Perché tutti e due, sia destra che sinistra, credono in un mondo che si deve continuamente crescere. La differenza è che la destra crede che la ripartizione sia lasciata al libero mercato e quindi ai più bravi arriverà di più, mentre la sinistra crede che la ripartizione deve essere più regolamentata. Ecco, quindi l'importante è che noi non deleghiamo a nessuno la gestione del nostro immaginario, quindi ognuno di noi deve crescere in termini culturali e deve rendersi conto che è da lui che si parte e che deve partire una società diversa. E di solito quando si fa questo ragionamento uno deve dire allora se consumi di meno si creerà disoccupazione. E invece non è propriamente così, perché si deve creare una società diversa, un modo di vita diverso. Abbiamo detto che decrescita non è recessione. Io posso dimagrire, chi mi ha visto 2 anni fa ero 15 kg di più, ora sono dimagrito perché ho smesso di mangiare, perché faccio una dieta diversa e sono diventato vegetariano e quindi sono io che chiedo, che ho modificato il mio modo di vivere, e non è, invece la recessione sarebbe quello che non ha da mangiare, e quindi i due concetti tutti e due dimagriscono ma con un significato diverso. E questa è la dimostrazione che nonostante tutti ci continuino a dire che bisogna produrre di più perché così aumenta il PIL, aumenta la pubblicazione, il lavoro, quindi gli occupanti, vedete che sono passati 40 anni, il PIL in lire è triplicato, ma il numero degli occupati dal 1960 al 1998 è rimasto praticamente costante. Nel frattempo la popolazione in Italia è aumentata, per cui il valore assoluto sugli abitanti i lavoratori sono diminuiti. Quindi in realtà cosa succede? Succede che ci chiedono di lavorare sempre di più, di produrre sempre di più, cose di cui spesso non abbiamo neanche più la necessità. E quindi
la crisi attuale è proprio dovuta al fatto che abbiamo una diminuzione della domanda, cioè la gente comincia a domandare meno beni anche perché ha meno soldi per comprare, e in realtà questo sistema industriale ne produce in maniera estensiva. Se 50 anni fa chi faceva scarpe ne faceva 2 paia al giorno, oggi ne fa 150, quindi capite bene che la vendita risulta più complicata. Ed inoltre la crisi energetica ambientale sta cominciando ad avere il suo significato. Quindi per creare un'economia diversa bisogna che questa economia riduca l'inquinamento, riduca le emissioni di CO2, riduca i rifiuti, come è stato spiegato prima, che ritorna nel ciclo. Ed ecco quindi che su queste cose si possono fare degli investimenti, si possa fare della ricerca, ed in modo tale da creare un'economia diversa. Si fa sempre il solito esempio di una casa con le finestre aperte d'inverno, quindi avere un mare di energia, un mare di costi, basta mettere, quindi coinventarla bene eccetera, si consuma di meno, il PIL scende perché ovviamente non c'è passaggio di denaro, ma la qualità della vita migliore e uno ha tempo per fare una vita sociale diversa. Quindi bisogna puntare, passando il concetto da quantità a qualità, e quindi bisogna cominciare a capire: ha senso fare un treno ad alta velocità quando i pendolari fanno di quelle vite grandi? Io ho fatto pendolare per 6 anni quando andavo all'università a Parma, Mantova-Parma sono 60 km, era 1 ora e 30 di treno. E quindi ecco, su queste cose dobbiamo andare a agire in modo tale da evitare per esempio la TAV e altre cose che non hanno più senso in termini economici. Quindi se noi sviluppiamo tutto questo tipo di lavoro, quindi che si evita il consumo di energie, il consumo, quindi la produzione di rifiuti eccetera, è stato stabilito che si può creare certamente molto lavoro, perché riadattare case secondo i principi di architettura e secondo queste cose ci vogliono delle altissime capacità, non è un lavoro delocalizzabile in Cina, e quindi si crea tutto quel lavoro locale che determina la qualità della vita. Ecco che per chi fa decrescita è estremamente importante una riduzione maniacale degli sprechi, e invece gli sprechi sono piccole cose, uscire, spegnere la luce, chiudere l'acqua, le solite cose che sappiamo tutti, ma è la somma di queste piccole azioni che rende veramente importante, perché non ha senso, come dice appunto la Green Economy, produrre tanta energia per poi consumarla, ne produciamo di meno, ma quella che produciamo la utilizziamo. Avere lampadine alogene a 100 watt quando si possono utilizzare lampadine a LED costeranno un po' di più, ma il sistema è importante. Ecco, le ultime, e ho concluso, sulle ultime queste 4 righe ritengo che sia il problema più importante, il paradigma culturale dominante, cioè noi siamo dominati da questa pubblicità, da questo modo di vivere, noi siamo le persone che dobbiamo avere e non dobbiamo essere, la mia persona è valutata da quanti metri è lunga la mia automobile, e vedi questo passo. Quindi se noi non cambiamo questo tipo di logica non ce ne salteremo fuori, ed è questa la parte più difficile, perché non è difficile insegnare a un bambino qualcosa di diverso, è invece difficile, e noi che siamo stati educati per 50 anni in un modo, decolonizzare il nostro credo e passare a una logica diversa. E tutto questo quindi passa anche alla democratizzazione, quindi la decrescita crede molto nell'autoproduzione, nella democratizzazione dell'energia, cioè praticamente rendersi autosufficienti il più possibile in tutte le piccole cose, e questo fa veramente la grande rabbia del sistema, perché quando io sono libero di avere la mia energia, quindi per esempio io ho già il fotovoltaico o il solare termico a casa mia dal 2002 che utilizzo per il riscaldamento, perché ho il riscaldamento pavimento, e con una differenza di guadagno del 30%. Quindi le tecnologie che sono complicate da svilupparsi, che ci vuole conoscenza, e queste sì che creano un lavoro altamente qualitativo. E quindi
questa logica. E quindi cosa fare? Fare soprattutto bisogna informare, serate come queste sono importanti, bisogna educare, far capire alla gente che non è sola, che siamo in tanti che pensavano così, che insieme possiamo fare davvero grandi cose. Le persone non vanno colpevolizzate, ognuno di noi ha un percorso di vita, ha una maturazione e quindi ci vuole per tutti noi il nostro tempo. Quindi si fanno le piccole cose, dagli orti collettivi alla collaborazione tra le persone, al car sharing, alla commercializzazione di beni che ci servono, partire soprattutto dalle scuole, l'unità del saper fare, eccetera. E questa, vedete, la mia autoproduzione nel mio orto, che sto imparando a farmi anche i semi delle piante. È una cosa difficilissima, non me l'ha mai insegnata a nessuno. Ho comprato un sacco di libri, me li sono letti, ho delle cose, sono 5 anni che mi sto imparando, e nel corso di una serata un amico mi che spiegava questo mi diceva: se tu vuoi fare un bell'orto devi comprare una seggiola. E dico: ma cosa serve la seggiola? Ecco, fa tu la seggiola, la devi mettere vicino all'orto sotto una pianta, ci fai sedere uno di 80 anni e quello di 80 anni ti insegna come fare un bellissimo orto, perché non ci sono i libri di biodinamica, c'è l'esperienza tramandata di chi dice: li innaffi troppo, li piantati troppo vicini, li devi piantare più chiari, eccetera eccetera. Ed è quell'esperienza che va passata, e soprattutto l'educazione in persone. Noi, il mio gruppo, che siamo molti medici, 3 anni fa abbiamo fatto questo gruppo di questo solidale, e vedo che c'è la pubblicità, una cosa certamente da implementare, perché questo permette socializzazione, si permette di andare a trovare i piccoli produttori locali, permette un'incentivazione diversa, quindi si dà lavoro a chi produce e che non riesce a entrare con le grandi quantità nelle grandi catene di vendita. Ecco, per cui stiamo facendo crescere a Mantova, che aprirà fra un mesetto, un mesetto e mezzo, perché i problemi sono davvero enormi, questo nostro negozio, che sarà per appunto a chilometri non zero ma più possibile attorno a Mantova, tutto dispensa, imprenditore e spazzature, certamente tutto biologico, e di fianco a questo negozio ci sarà un'altra stanza di 100 metri quadri che abbiamo appunto voluto chiamare un centro culturale, per avere la possibilità di incontrarsi, parlare di queste cose, soprattutto insegnare con piccoli corsi di cucina, con piccole attività, insegnare a cucire, a rifarsi gli ordini, a cambiarsi le cerniere, cioè proprio riprendere in mano tutto quello che questa società ci ha fatto dimenticare, proprio per renderci schiavi di quelli che poi ci riescono a imporre tutto questo. E questo è la libertà che ognuno di noi deve acquisire. Non arriva il Messia, non arriva il che pensi me, ma è semplicemente la consapevolezza di ognuno di noi che riesce a cambiare. E concludo con questa frase: tutti riconoscono che il nostro lavoro è modesto, ma è la totalità dei nostri lavori modesti che è davvero impressionante. Grazie.